Allora, vediamo di toccare anche i temi che sono stati anche approfonditi, secondo me interessanti nel corso del convegno. Che cosa anche significa, andiamo oltre, quindi che è emerso, che temi sono venuti fuori nel significato dell'invecchiamento? Sì, c'è la necessità, allora, se dovesse essere approvata, anzi io auspico che venga approvata, ma se dovesse essere approvata in tempi rapidi, ovviamente questa è una legge che dovrà avere anche dei finanziamenti, perché se non è che noi possiamo pensare che tutte queste attività che prima abbiamo descritto non abbiano dei costi. Per adesso i costi nell'Auser... Per i costi la grande maggioranza sono a carico, diciamo, dell'associazione che, tra virgolette, vive o con il tesseramento o con il 5 per 1000, perché entriamo anche noi, siamo anche noi dentro all'insieme del 5 per 1000 di varie associazioni, ONLUS. Oppure ci sono queste convenzioni con i comuni, che però, va chiarito subito, sono convenzioni finalizzate a, diciamo così, a corrispondere delle quote a fronte di spese effettivamente documentate, che sono appunto il costo del carburante, se ovviamente si utilizza il mezzo per fare trasporto protetto, o sono i costi delle assicurazioni che si garantiscono ai volontari ma anche alle persone che vengono trasportate, o sono i costi per esempio che sostengono le associazioni per l'abbigliamento quando pensiamo alle divise dei non vigili, faccio alcuni esempi. Certo, ecco. sì. Allora, se vogliamo ampliare, diciamo, il mondo del volontariato perché sia in grado sempre più, e anche dal mio punto di vista dal versante qualitativo oltre che quantitativo, in grado di rispondere ai tanti bisogni delle persone, è chiaro che bisogna che vi siano dei finanziamenti, insomma, ecco, per sostenere questa attività, che voglio chiarirlo, che non sono finanziamenti finalizzati a retribuire, perché i volontari non ricevono retribuzione, ma bensì soltanto dei rimborsi spese, perché la legge lo prevede in maniera molto chiara e molto precisa. Quindi una legge che deve non soltanto elencare le cose che il volontariato può fare, esatto, ma anche che vi siano, diciamo, questi sostegni finanziari affinché volontariato, amministrazioni pubbliche possano insieme creare questa massa critica per rispondere adeguatamente ai bisogni delle persone, che poi sono i bisogni di aiuto. Infatti, sapete quante vedove ci sono in circolazione che non sanno occupare il tempo? Che risorse sprecate? Sapete che aiuto per genitori che spendono fior di soldi per babysitter? Sì, anche qui noi abbiamo delle esperienze proprio, diciamo, rivolte al mondo femminile. Abbiamo le famose sartorie sociali. Allora, sartorie sociali, sì. Praticamente ci sono delle ditte, delle fabbriche che dismettono alcune macchine che fanno delle confezioni, no? E le danno in donazione al mondo del volontariato. Ci sono signore, soprattutto signore, ma anche qualche uomo, che nella loro attività professionale, ma anche nella loro attività di persone impegnate in famiglia, cucivano, usavano la macchina da cucire, ecco, la spiego in maniera molto semplice. Bene, utilizzano queste macchine messe a disposizione e fanno una serie di prodotti. Per esempio la Pigotta, così, quella conosciuta dell'Unicef, è una produzione dei nostri amici e amiche dell'Auser della Toscana. Ma va, questo non lo sapevo. Questo possiamo informare i nostri amici e amiche che ci guardano. Ah, quindi il bambolotto di pezza che viene la stragrande maggioranza che noi troviamo queste pigotte nei negozi dell'Unicef sono proprio cucite e realizzate dalle volontarie delle sartorie sociali della Toscana. Esatto. Allora, cosa abbiamo fatto noi come Veneto? Abbiamo mutuato questa esperienza, l'abbiamo trasportata qui in Veneto. Allora cos'è che abbiamo realizzato noi qui? Abbiamo realizzato la bambolina Nina. È una bambolina che questa, diciamo, sulla falsariga della Pigotta, e abbiamo recentemente anche realizzato, diciamo, l'albero della solidarietà, che è fatto in panno, che sono fatti in tanti colori, soprattutto i colori della pace. Allora, questi prodotti, la Pigotta ha, diciamo così, la finalità dell'Unicef. Noi invece questi prodotti li mettiamo a disposizione dei circoli dell'Auser che fanno raccolta fondi che sono sempre finalizzate, queste raccolte, alla solidarietà di un progetto. Penso di aiutare, non so, un gruppo di persone anziane, penso di acquistare generi alimentari per darli ai poveri, faccio alcuni esempi. Allora si fanno i banchetti, si mettono, diciamo così, in mostra questi prodotti e si chiede una libera sottoscrizione, un libero contributo che possono dare. Acquista questa Nina, noi le lasciamo la nostra ovviamente ricevuta, raccogliamo questi soldi e noi li finalizziamo alla solidarietà.
Vorrei entrare a far parte del vostro volontariato, abito a Brugine, provincia di Padova, sono una pensionata di 62 anni con molto tempo e voglia di fare qualcosa di utile per gli altri, contattatemi, grazie. Benissimo, è sufficiente che la signora prenda contatto o con l'AUSE provinciale o con la struttura AUSE più vicina, che è quella di Piove di Sacco, che è una struttura che... Quindi se la signora chiama, se per la signora esempio, chiama questi 041 numeri, oppure 900... diciamo che la cosa più semplice, se non ha difficoltà, è entrare nel sito dell'AUSE del Veneto e lì trova l'elenco di tutte le sedi di tutto il Veneto. Tutto il Veneto. Se invece chiama la regionale, perché quei due numeri lì sono i numeri della sede regionale dell'AUSE, trova sempre qualcuno che magari lei, chiedendo dove può rivolgersi, che gli dà il numero di telefono. Se però non ha difficoltà, o lei o il figlio o i nipoti che sono in capacità di entrare sul sito, automaticamente trova il riferimento più vicino alla sua abitazione. Io posso solo indicarle che può rivolgersi all'AUSE di Piove di Sacco, che è una realtà molto attenta a questi aspetti della solidarietà e anche fa molte attività culturali. Ah, tipo culturali quali? L'università che dicevo prima, programmano delle uscite appunto di conoscenza della storia urbanistica di alcuni luoghi particolari, programmano ovviamente delle gite anche con l'uso di mezzi, vuol dire il pullman oppure con le macchine. Quindi magari una persona che ipotizziamo che è da Brugine, che non è attaccato a Piove di Sacco, oppure un altro comune, forse anche fuori, che però sa che Piove di Sacco è attiva culturalmente, sì. telefona? Telefona, sì, si mette in contatto, partecipa alla vita. Quindi può partecipare ugualmente, anche se a distanza, perché magari può essere coinvolto. Magari prende un pullman, perché là ci sono i pullman di linea, può arrivare lì, qualche volontario la può andare a prendere anche a casa e portarla al circolo, sì, ci sono tutte queste possibilità di una persona che ha bisogno. Basta chiedere a questo punto. Basta chiedere, telefonare e sentire dove si può. Anzi, poi se la signora ha disponibilità di tempo di fare anche per esempio questa telefonia amica, il filo d'argento, il nostro numero verde, se ha delle capacità, come dicevo prima, non so, di socializzare, di trasmettere le sue esperienze, trova tutte le opportunità e le occasioni. No, questo è molto interessante, anche molto bello. Tra l'altro ricordiamo che c'è il 5 per 1000 all'Auser, no? Sì, ecco, quello che è una parte del finanziamento che sostiene proprio il filo d'argento. Cioè questo 5 per 1000, la stragrande maggioranza dei contributi che noi riceviamo li finalizziamo all'aiuto alle persone. Perché il filo d'argento ha un costo, insomma, anche il telefono si deve pagare, come so dire, no? Ma è come che noi abbiamo parlato però questo è un costo che sostiene l'associazione, non chi telefona, perché il numero verde, chi telefona non paga nulla, non ha un costo nel proprio telefono, ma il costo è per quello che chiediamo il 5 per 1000, perché viene finalizzato appunto all'aiuto alle persone. Ecco, diceva trasporto di persone anziane, quindi magari se c'è un anziano che sa che ha bisogno di un supporto può chiedere informazioni. Sì, persona anziana che ha bisogno chiede all'Auser di poterlo aiutare, poi anche lì c'è una programmazione, stabiliscono i giorni, gli orari e le disponibilità. Diciamo di più che se per esempio la persona dovesse rivolgersi ai servizi sociali del comune, noi diciamo sarebbe preferibile, perché allora sono i servizi sociali del comune che si prendono in carico questa persona, non so, disabile, non autosufficiente. E poi contattano voi. Bravissima, poi contatta noi, segnala a noi, allora insieme c'è questo proprio rapporto perché di collaborazione. Perché io vedo spesso i furgoncini dell'Auser in giro, e allora mi chiedo, ma è una persona che che chiama direttamente l'Auser oppure? Ripeto, le persone possono fare anche questa richiesta direttamente, però è chiaro che noi privilegiamo, diciamo, la persona che è disabile, la persona povera, la persona disabile. Quindi i servizi sociali del comune che poi vi chiede il vostro intervento in questo senso. Cioè, noi non facciamo servizi taxi, così evitiamo esatto. Poi evitiamo di entrare in concorrenza invece con chi svolge quella professione. Noi facciamo un lavoro, un'attività sociale che è finalizzata proprio a trasportare quelle persone, soprattutto dove, non certo per fare la gita, ma per portarli in ospedale, per portarli a fare i prelievi, per portarli al poliambulatorio, per portarli a fare la fisioterapia, oppure se hanno bisogno di avere anche un trasporto per essere accompagnati, non so, dai nipoti o dai figli o quant'altro, che non sono in grado di muoversi, abbiamo i mezzi attrezzati con le pedane, per esempio, per portare le persone autosufficienti, li accompagniamo, ma parliamo sempre di accompagnamento protetto e di trasporto sociale. Ecco, mi piacerebbe studiare il computer, come usare la posta, come fanno le mie amiche, ma non so niente. Fate dei corsi, sono di Padova. Sì, può rivolgersi tranquillamente alla sede provinciale di Padova e gli indicano le attività programmate per l'utilizzo del computer.
Quindi ci sono ancora adesso, ne abbiamo parlato anche prima. Annualmente c'è proprio un programma, poi ripeto, se per esempio ci sono poche persone, magari in quell'anno, chiamiamolo accademico, ci sono poche persone interessate, alcuni nostri volontari che sono bravi, lasci passare il termine, a smanettare, come si suol dire, no? Sul computer, magari si siedono vicino a questa persona. Quindi anche a livello individuale? Sì, anche a livello diretto, sì. Se uno magari ha un po' di conoscenza di base e vuole approfondire, se magari prendendo contatto con qualcuno che invece diciamo è esperto, questa persona esperta gli spiega e fa insieme lì, si siedono in fianco e fa utilizzare lo strumento e quindi riescono a prendere insomma queste cose qui. Però comunque ci sono sempre, nelle varie università popolari dell'AUSI, sono sempre comunque delle lezioni o degli appuntamenti dedicati appunto all'uso, alla conoscenza prima e all'uso concreto del computer nelle sue sfaccettature, che vuol dire posta elettronica, che vuol dire internet, che vuol dire tutte quelle attività. Che sono le cose anche fondamentali sono, per essere connessi col mondo. Chiaramente a livello di base, perché non è che dobbiamo diventare tutti quanti degli informatici, no? Degli esperti. Non credo che però almeno la capacità di mandare via una mail o di entrare in un sito per avere delle informazioni, sapere questa può essere una cosa utile. Dopo magari uno si dota del computer o del tablet, a seconda del caso, quello che può trovarsi meglio. E voi avete consultato anche dei medici, perché chiarativamente vuol dire fare attività fisica, vuol dire nutrirsi bene, vuol dire fare attenzione alla salute, fare prevenzione, tutta una serie di situazioni, vero? Sì, noi abbiamo costituito proprio recentemente un dipartimento di lavoro formato da alcune esperte, perché sono soprattutto signore che sono, diciamo, attente a questo versante qui della corretta alimentazione, che seguono appunto queste persone che chiedono di essere aiutate sul versante appunto dello stile di vita adeguato rispetto alle nostre caratteristiche soggettive, no? Quindi danno indicazioni su come proprio procedere anche nella stessa preparazione dei cibi e soprattutto la preparazione. E quali cibi consumare per avere uno stile di vita adeguato rispetto all'anzianità, rispetto a qualche patologia che abbiamo, quindi rispetto a queste particolarità. Quindi c'è un lavoro che abbiamo messo insieme anche al sindacato pensionati, perché sono anziani anche lì, non soltanto nel mondo del volontariato, anche nel mondo dei sindacati dei pensionati, ma messo insieme queste persone che sono esperte, che sono particolarmente attente appunto su questo versante dell'alimentazione sana. Faremo nelle prossime settimane una campagna di informazione dando alcune indicazioni di base su come alimentarsi e soprattutto fare attività fisica, quella che serve, perché sì, l'alimentazione sana è importante, ma se non accompagniamo l'alimentazione sana anche a uno stile di vita adeguato, che vuol dire muoversi, inevitabilmente non serve soltanto alimentarsi bene in maniera sana, ma bisogna fare anche attività motoria, e quindi se bisogna fare per esempio della piscina, fare della passeggiata, fare delle piccole corse, fare anche il ballo, perché anche il ballo è movimento, e più si sta in allegria e più si sta in compagnia. Questo aiuta molto. Ecco, voi avete, siccome molte persone chiedono cose organizzate, no? Avete anche delle strutture organizzate per l'attività motoria, quindi delle palestre, degli accompagnamenti, non so, qui abbiamo vicino le terme, c'è qualcosa? Sì, noi abbiamo delle attività, perché abbiamo appunto attività motoria leggera, perché noi non possiamo fare attività... no, infatti per quello, perché magari uno va in palestra, però ci sono corsi per giovani. Proprio attività, chiamiamo così, attività motoria leggera, proprio quella pratica di movimenti tranquilli, rilassanti. Quindi alcuni per esempio fanno yoga, alcune realtà fanno anche questi corsi di yoga, fanno queste attività, proprio di quelle famose attività rilassante, ma che tiene sempre in movimento la parte del corpo. Insomma, quindi sempre presso le sedi? Sì, oppure utilizziamo sedi che si mettono a disposizione dei comuni, anche vecchie scuole per esempio che sono state dismesse e quindi vengono riutilizzate per fare queste attività, però molto spesso utilizziamo proprio luoghi messi a disposizione dai comuni. E abbiamo dei coordinatori, degli insegnanti che spiegano fare questi movimenti, non è che siano improvvisati. Assolutamente. Ecco, per chi invece appunto poi l'anziano può anche organizzarsi, se ha un po' di disponibilità economica, un minimo di viaggi, di ferie, di tempo libero da trascorrere, voi potete dare una mano anche in questo senso? Sì, noi abbiamo parecchi circoli che fanno appunto questa attività di tempo libero,
collegata appunto a escursioni giornaliere, ma anche viaggi con alcuni giorni di permanenza in quei luoghi, e in alcune realtà collaboriamo anche con i comuni per i soggiorni cosiddetti climatici, con gli anziani comuni, sì. Quindi insieme si individuano le zone più adeguate, montagna, mare, lago e quant'altro, e assieme si organizzano appunto queste attività. Perché poi si creano gruppi, no? Cioè, poi si creano gruppi, si socializzano, ci sono trovate persone anche che poi stanno vivendo insieme, magari persone vedove o vedovi che hanno trovato, quindi sono occasioni anche di l'affetto, insomma, sì, sono state occasioni di incontro, e che hanno più volte anche ringraziato l'Auser per queste opportunità di incontro, e quindi si sono fatti una vita insieme. Ma infatti effettivamente non va a pensare, però può essere veramente la soluzione di contatti affettivi, di conoscenza, di amicizia. Poi persone che mantengono per tutta la vita un rapporto di amicizia, si chiamano, chiedono aiuto, si aiutano reciprocamente, quindi anche tra uomini e uomini, donne e donne, nel senso che fare sistema, tra virgolette, vero? Sì. Però ci sono anche questi momenti di incontro, diciamo, affettivi, che una coppia si mette assieme e vive assieme, insomma, ecco, belle cose, insomma, nel senso che trovano un modo di stare, magari sono persone magari sole, che magari i figli sono lontani, e trovano l'occasione di stare assieme a un compagno, una compagna, insomma, cose, diciamo, naturali della vita. Infatti, quindi, però è importante sapere che queste possono essere delle ottime opportunità. Noi le organizziamo, ci sono proprio percorsi, diciamo così, culturali, di tempo libero, ricreativi, che vengono programmati anno per anno. Proprio c'è scadenze annuali, sì. E poi c'è questo rapporto, diciamo, di collaborazione con i comuni per i famosi soggiorni climatici. Perfetto. Torniamo poi sul tema, vediamo di affrontare anche altre questioni che sono comunque interessanti per i pensionati, per gli anziani, subito dopo la pubblicità.